eccoci ritrovati qui in un nuovissimo video kawaii. Siamo qui ritrovati super kawaii. Oggi, scusate, ricaduta cade sempre, ma adesso che la porteremo a Milano non cadrà più, tranquilli, vedrete il nuovo background milanese perché tra pochi giorni c'è il countdown. Torno a Milano, vi porto nelle mie avventure milanesi. Tra una scrittura della tesi e l'altra vi porterò nelle mie super avventurounds milanesauns. Sì, che bello! Allora, scusate, sto mettendo a posto il nuovo background sperando che non cada, e se cade lascerò caduta, non importa, per una volta. Allora, ci sono. Vedo già che sta per cadere, cadrà, è caduta. Vabbè, basta, è caduta, resta qui così almeno la vedete e vabbè. Allora, oggi cosa andremo a fare insieme? Ve lo spiegherò dopo la sigla! Eccoci trovati in un nuovissimo video! Oggi vi mostrerò tutta la mia collezione che ho qui in Veneto di borse di Utah! Scusate se canto, sono ancora lasciato dal TikTok di prima, perché dovete sapere che ho iniziato a fare TikTok, seguitemi, ho fatto una canzone bellissima delle Twice, cioè One su 3 delle Twice, io adoro il K-pop, perché non lo sapesse, ma partiamo con il video! Vado a prendere il materiale? Sì, vado a prendere il materiale. Guardate che super malloppone di cose che ho qui. Allora, ho questa bellissima borsa in super tela, top, bellissima anche la grafica, ed è quella che sto usando in questo momento anche per andare in giro. È praticamente una borsa, guardatela, dell'East, praticamente del Sunday Market, pardon, del Sunday Market. Cioè, guardatela. Cioè, non so se voglio farvi vedere. Guardate come scusate, non so se la vedete. Guardatela. Ora, facciamo un veloce recap che vedrete subito top, super top, over the top. La seconda borsa che voglio mostrarvi in super Utah, super carina, super bella, super wow, è questa qua. Cioè, guardatela se non è fighissima, nera, con, vedete da entrambe le parti, il logo dell'Hour Brow. Cioè, bellissima, me l'ha dato praticamente alla fiera del tempo libero di Bolzano. Cioè, stupenda. Cioè, infatti mi dispiace che quest'anno non abbiano fatto la fiera per andare a fare altro rifornimento di super borsette. Cioè, guardate, io sono tipo drogato. Cioè, questa qui è solo prendi in mano, ma è stupenda, vanno benissimo per fare la spesa, ci metto dentro i libri, ci metto dentro le cose quando devo essere più light, quando devo andare agli incontri di lavoro, devo portarmi il tablet, cioè no, è perfetta, è deliziosa. Guardatela, c'è. Ovviamente la vedrete anche indossata. Guardatela, è deliziosa. Cioè no, super top. Super top. E la terza borsa che invece vi mostro, per farvi vedere il set indossato vicino uno dietro l'altro, cioè, è questa qua. Cioè, guardate questa borsa. Cioè, questa borsa è un peccato che si sia rotta, ma è una borsa stupenda che mia madre dovrà ricucire. Cioè, non mi ero neanche accorto fosse rotta da quanto l'avevo messa via, perché è la borsa della mia vecchia università. Cioè, guardate che stilosa, scusate, no? Cioè, per dare un tocco di eleganza alla mia vita. Oggi faccio un tocco di eleganza. Guardate, è troppo figa. Cioè, scusate, è davvero da un tocco anche Supreme, perché è davvero, cioè, Università Salesiana Vaticana Venezia, cioè, chi è che si è laureato, scusatemi, in Vaticano, in comunicazione, scienze tecniche, bla bla, sapete, cioè, fighissima, no, fighissima, scusate. Questa ve la mostrerò lo stesso indossata, ma ha un sacco, perché diventa un problema, cioè, ha un manico, perché l'altro manico è rotto, ma ve la mostrerò comunque indossata, cioè, top, sono il top. Adoro ragazzi queste super borsine, cioè per me sono una droga. Il secondo set invece di borsine è un set che metto con borsine strane. Il set di borsine strane perché sono di materiali diversi dall'aiuta. Allora abbiamo la prima è questa qua,
che non saprei neanche classificarti il tipo di tessuto, ma è comunque una borsetta, se vedete, di un'associazione Medici Senza Frontiere. Mi è andata sempre a una fiera dove sono andato, che parlava di comunicazione, marketing e design, e è stupenda. Cioè, ha un tessuto stranissimo perché non è cotone, ma sembra quasi tipo poliestere, cioè... E la stampa ovviamente è stampa a caldo, hot melt foil, e quindi delle quelle più economiche. Infatti, se voi continuerete o andrete a lavarla in lavatrice, vedete un lavaggio in lavatrice va proprio a rovinarsi tutta quella che è la maglia e quindi la fibra del disegno, e quindi tra un po' resterete senza disegno. La seconda, sempre strana, che voglio mostrarvi, attenzione, attenzione, questa vi stupirà, è questa qua. Cioè, questa qui è una borsa fighissima che ho preso ancora nel lontano 2015. Pensatevi voi, oramai erioni fa, dove, attenzione, attenzione, è dell'Olanda e l'ho presa praticamente a Expo Milano 2015. Cioè, è un reperto, infatti anche questa qui con il logo Hot Melt stampato a caldo di un bisonte, che era ricavato dalla forma dell'Olanda, è cancellata, si è tagliata, cioè si è rovinata, e soprattutto è anche diventata rosina nei lavaggi perché per sbaglio l'ho lavata con un'altra maglietta, cioè un'altra borsa di Utah, qui di sacco, pardon, che praticamente era di colore arancione, che poi vedrete anche nel video, tra l'altro. Sì, c'è, guardavo se c'era, sì, la vedrete anche nel video. La terza che voglio mostrarvi è questa qua, è proprio in plastica. È una borsa di versi in plastica di Line Light Group, che invece mi hanno dato, quando mi hanno fatto fare il tour con, tra l'altro, il loro telefono, e quindi ho fatto un sacco di stories, praticamente per loro, di Line Light Group, al Salone del Mobile, esattamente a Euroluce. Cioè, top, 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 guardate, è capientissima, è bella da un tocco, per fare la spesa è comodissima, anche per andarci, cioè, anche io ci vado anche in giro, cioè, non mi interessa, guardate, cioè, è comodo anche per andarci in giro, adoro, adoro, adoro. Cioè, fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate fino adesso delle mie super borse di Utah. Cioè, poi vi farò anche la sfilata con le borse, vi farò vedere tutto, vi farò la sfilata singola, le sfilate insieme, le sfilate coordinate. Cioè, no, adoro, adoro, adoro. Cioè, poi si abbinano soprattutto con tutti quegli outfit sportive, chic, casual chic, eh, normal, cioè, sono proprio top, top, top. Adoro, adoro, adoro. E soprattutto queste borsine, dovete sapere che a Milano mi hanno salvato la vita, perché una volta dovevo andare in discoteca e dovevo poi lasciare la borsa nel guardaroba perché avevo la pochette per la discoteca con tutte le robe di valore. Là invece mettevo solo il giacchino e la borsa. Mi ha salvato la vita perché uno ha cercato di scipparmi toccandomi le tasche in via Lecco. Cioè, no, vi giuro, scusate, ma un attimo che sistemo anche l'inquadratura, perdonatemi perché era un po' troppo zoom. Ok, scusate che sto sistemando, ok, perfetto. E allora mi stavo dicendo che praticamente in via Lecco hanno cercato di scipparmi e con quella mi sono salvato, cioè non è riuscita a rubarmi niente perché avevo la tripla, quadrupla protezione, perché la pochette era talmente grande su una di queste borse di Utah che mi ha permesso di non essere scippato. Cioè, adoro, 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 over the top. Infatti altra gente in via Lecco è stata scippata da questo tizio o da altri, per cui sì, ecco. Ho praticamente iniziato a camminare veloce. Infatti i miei amici non capivano perché quando li ho visti non mi sono fermato, ma ho iniziato a camminare veloce, perché se mi fossi fermato e avessi avuto qualcosa nelle tasche, sicuro in 02 me l'avrebbe scippato, perché ora che dicevo ciao ero senza la roba. Cioè, ragazzi, ma continuiamo, questa è un'altra storia. Le altre borsine che voglio mostrarvi sono borsine colored, ovvero molto colorate. La prima è questa qui con una stampa gigante rossa, sempre della mia vecchia università, un altro modello più anticato. Guardate, Use Bessie! Che vedete l'ho strausata, l'ho stra utilizzato, stracosato, cioè, guardate, addirittura c'erano sopra cose, non so, cioè davvero è stata strautilizzata, straportata, straindossata in tutte le occasioni. L'ho stressata anche con moltissimi libri, infatti se vedete che vi faccio vedere al contrario, vedrete che è tutta sfilacciata, addirittura c'è proprio... Io sono un fan spiegazzate, non l'avete visto bene. Sto correndo troppo, perdonatemi, devo parlare più lentamente perché non so. Oggi ho una parlantina davvero troppo turbo, perdonatemi. Allora, guardatela, cioè, come dicevo, è sfilacciata a livello simile da quanto le usate. I libri l'hanno lacerato, eccetera, ma è ancora buona e con una lavata torna come nuova, utilizzabile. L'altra super colored che vi mostro è questa qui, di un camping, presa sempre alla Fiera del Tempo Libero a Bolzano. Guardate, guardate, verde, verde, adoro, adoro, adoro. Quando mi metto gli outfit verdi la indosso, che è un piacere, un piacere.
top over the top, cioè proprio stilosissima. Adoro, sta bene anche su questo outfit qui. Scusate che è venuta a stare la presenza nel video, Luna la vicina. Anche lei vuole le mie borsine, tutte le mie borsine. Caro Luna! Lasciamo andare Luna la vicina e continuiamo il video, perché sennò qua viene un video che già sarà eterno, ancora più eterno, cioè viene two haters e go e finisce il video dopo 2 anni. Guardate la vicina che va su tutte le borsine. Vabbè. L'altra extremely shocked è questa qua, del Politecnico di Milano. Oramai ne avrò un sacco di queste, di questo colore del Poli, perché sono andata a un sacco di open day del Poli e me le hanno date. Poi alla fine non ho scelto di fare il Poli, ho scelto di fare la USV e poi l'Accademia di Brera. Però non importa, cioè questa del Poli è super top, super top. Cioè non top in fattore di diciamo bellezza, capienza, ma di colore. Cioè la stampa è di quelle che se le lavi va via, infatti la tengo, ne ho tante, le cambio spesso, le butto perché ne ho 4-5, quindi quando si rovinano le butto. Cioè è comunque molto bella. Questa l'ho lavata ad esempio e mi hanno detto che tiene 20 lavaggi, quindi cioè, dopo 20 lavaggi il marchio inizia a scolorire. Io sono l'unico che chiede queste cose, sapete, c'è, però per fortuna li stiamo dando quelli di comunicazione e design del Poli visiva, della comunicazione visiva, e quindi mi ha salvato, queste cose sapevano, erano informati. Allora mando giù la Luna perché non potrebbe stare su questo letto, ecco. Bene. Ora partiamo a un set misticanza. Abbiamo questa qui presa sempre a Expo Milano, mai usata. La borsa dell'Uruguay, mai usata a Expo, perché è una borsa strana, cioè è un formato e anche soprattutto i colori sono un po' strani, difficili da abbinare. Poi sì, cioè, vedete, è più larga che lunga, è un casino, non capisco. Quindi, cioè, lo tengo qua in Veneto, ovviamente a Milano, ho anche altre borse di Utah e soprattutto le borse di Brera, dell'Accademia, e ho anche le borse della Bocconi, ho un sacco di borse, insomma, cioè sono pieno. Guardatela, ce la vedrete indossata. Un'altra borsa stranina è questa qua di un'agenzia di viaggi, non so perché ce l'ho, ma ce l'ho, cioè non capisco, scusate perché ho questa borsina, ma boh, sarà stata di mio padre, l'ho presa, non lo so. Comunque la borsina di Utah di un'agenzia di viaggi di un paese qui vicino, cioè dove sto in Veneto adesso, e cioè non è sponsorizzata con questo brand, come capite, come tutti gli altri, ma è una semplice borsina, non so neanche perché ce l'ho, ma ho detto, quando l'ho vista nei rimasugli credo di mio padre, ho detto la prendo, la piglio, la metto, perché cioè, sono drogato, cioè tutte le borsine che posso prendere, io le prendo, cioè davvero, non è per poveranza sociale o quant'altro, ma è proprio per gioia, cioè mi mettono gioia, allegria, perché sono pratiche, le posso portare dappertutto, le posso anche buttare per terra, non buttare, cioè, poi ovviamente ho anche le borse eleganti, quindi ho le pochette, o le prendi in mano, i marsupi, cioè li ho, però quelle sono il top. Cioè per dire, poi un'altra sempre borsa strana e buttiamo giù il gatto. Basta, gatto! Allora, l'altra è questa qua, vedete, ho fatto troppi lavaggi e il colore del marchio se n'è andato, perché era un marchio un po' di espresso in impressione. Qua vedete le mie tecniche di grafica, infatti è stato un logo che è stato fatto con la pressione, quindi con la tampografia, ed è stato impresso sulla borsa, quindi è una borsa con la macchina, finitura di cucitura continuata, quindi hanno preso la macchina, vedete, hanno fatto una cucitura unica e poi alla fine hanno applicato la tampografia permeata, cioè una tampografia che permea nei micropori del tessuto. Però sì, la tampografia è fallimentare, infatti se vedete, per chi come me ha provato a giocare al golf, si è almeno conservato una pallina o due, le mie palline, se non sto attento, sbiadisce il marchio in 02 perché sono fatte tutte tampografiche. Poi abbiamo le ultime 2 borse, che sono questa qui la adoro perché è del Vintage Festival, è stato uno dei primi miei lavori fashion, vi racconterò anche del Vintage Festival con cui ho collaborato di Padova, cioè adoro, 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 non mi scorderò mai, via Altinate, cioè è troppo, cioè il Vintage Festival è super cool, super trendy, super fashion, cioè proprio no, devo trovare l'occasione per ricollaborare con loro, ritornarci, cioè tra l'altro, anche se non c'era, dato che collaboravo con loro, ho trovato posto per andare a vedere Tinto Brass, cioè uno dei miei registi preferiti, Tinto Brass, con il soft porn, cioè adoro, cioè come fa lui il revenge soft porn, è strepitoso, davvero, cioè guardatela che bella, nera, elegante, guardate, no, ma soprattutto la cortezza nel font, cioè il typing design, cioè
Prototype hanno usato per farlo. Secondo me hanno detto che hanno usato Prototype, che è un programma per fare il lettering digitale animato dove puoi misurare la creatura cellulare. Oh sì! Cioè guardate, scusate, no, vi faccio rivedere il font perché è davvero cioè è orgasmico, voi non potete capire, ma per un comunicatore fashion storyteller un font fatto così è orgasmico. Vabbè, passiamo oltre alla prossima, scusate, pace. L'ultima borsina di questo set, eccola qua. Questa qua, presa sempre alla Fiera del Tempo Libero, è praticamente uno stand di gente che affittava case vacanza. Ecco qua, ecco qua, ecco qua, ecco qua. Titu, titu, titu. Ok, la smetto, basta. Titu, 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 titu. Ok, basta, sono abbastanza cringe facendo questa cosa, ma smettiamo. Ok, eccola qua, eccola, eccola, tac, tac, tac. Sì, come avete visto è semplice di Utah, piccolina. Questa qui l'ho usata tanto per fare la spesa perché è davvero comoda, ha il manico. Poi, tra l'altro, se stai attento, accorto, vedete, riesco anche a infilarmi il manico sopra e soprattutto ha il vantaggio che avendo infilato il manico sopra, se la spesa non soborda, non straborda e quindi non esce dall'altezza della Utah, della borsa di Utah, hai il vantaggio, come potete vedere, che sta da sola. Cioè non cade, io così posso camminare anche un'ora e non mi cade mai, cioè è over the top ragazzi, ma ora vediamo le borsine indossate, cioè davvero, quelle che non vi ho già mostrato, quelle che mancano e tutto il resto, vediamo tutte le borsine indossate, sì!